Lifting in nero, interventi chirurgici sottofatturati. Protagonista dell'ultima indagine delle Fiamme Gialle un chirurgo plastico vicentino che operava anche in una clinica privata che risulta amministrata dalla moglie. Secondo gli investigatori, in 4 anni, tra il 2019 e il 2023, avrebbe nascosto ricavi per quasi 460.000 euro e scaricato costi non deducibili per più di 300.000. In totale la Guardia di Finanza ha ricostruito un'evasione fiscale per oltre 760.000 euro. In particolare le Fiamme Gialle hanno fatto luce su diversi espedienti che sarebbero stati messi a punto per evadere le tasse. Il chirurgo per alcuni interventi avrebbe fatturato solo parzialmente, riscuotendo in contanti e nascondendo al fisco parte degli extracompensi per quasi 30.000 euro. Inoltre, dall'analisi contabile sarebbe emerso che negli anni il medico avrebbe acquistato oltre 1.700 prodotti per un valore di quasi 200.000 euro tra botulino e filler, per cui gli investigatori hanno ricostruito presunti interventi di chirurgia estetica totalmente in nero per 430.000 euro. Infine, tramite la clinica intestata alla moglie, si sarebbe fatto tassare con la più bassa aliquota del 24% relativa ai redditi societari, quelli che sarebbero stati invece redditi professionali, quindi sottoposti alla più alta aliquota IRPEF del 43%, deducendo indebitamente spese private per l'arredamento di casa e corsi di aggiornamento, automobili di lusso e prodotti di giardinaggio. Il chirurgo, che secondo gli investigatori avrebbe così abbattuto fittiziamente il proprio reddito di ulteriori 300.000 euro, è stato denunciato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.